Ciao a tutti, grazie per l'organizzazione, so che Giorgio mi chiamerà sicuramente. Io sono un insegnante di professione, attualmente anche consigliere comunale a Monselice, ma gran parte del mio impegno in questi anni è stato all'interno dei territori, attraverso i comitati, le associazioni, insomma, nella difesa dell'ambiente, ma soprattutto anche sulle disuguaglianze sociali e sulle discriminazioni, insomma, che si sono attuate. Anche perché in un territorio come il nostro, quello della Bassa Padovana, insomma, si sono accumulate tutta una serie di contraddizioni e di elementi che ci hanno visto impegnati, insomma, anche direttamente per cercare di contrastare proprio queste politiche di stampo leghista, insomma, che abbiamo visto quanta distruzione hanno portato e stanno portando al nostro territorio. Lo dico perché io credo, insomma, che siamo di fronte, è vero, insomma, un'impresa titanica, no? Stando ai sondaggi che vengono fuori. In 2 mesi dovremmo smantellare la narrazione zaiana, riportare i veneti alla cruda realtà, ma soprattutto, insomma, ridare a loro una speranza. Questo è il compito nostro che ci dobbiamo assumere. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riportare il confronto sui temi reali, quelli veri che vivono le persone, insomma, no? Evidenziando i frutti di questi 20 anni e passa, perché insomma, se sommiamo andiamo a 25, che sono i frutti che hanno portato questa regione ad avere i livelli più alti di inquinamento per quanto riguarda l'aria, per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda il suolo. Basta che ricordiamo, insomma, no, un territorio come quello delle Basse, la Bassa Vicentina, Bassa Veronese, Bassa Padovana, insomma, no, con l'inquinamento della FAS che coinvolge oltre 500.000 abitanti. Basta pensare alla qualità dell'aria, tra le peggiori, insomma, no, d'Europa. Basta pensare appunto al consumo di suolo, che è stato più volte citato, ma che non dobbiamo dimenticare perché è un elemento che sta continuando e si sta perpetrando. Cosa abbiamo affrontato in questo periodo? Abbiamo affrontato i costi dei tagli alla sanità e l'abbiamo visto in tante parti, l'abbiamo visto anche nei nostri territori dove le chiusure degli ospedali, tutta la politica dei project, insomma, no, che sono stati messi in atto all'epoca di Galama con Zaia ben piazzato, insomma, con la Lega che ha gestito per decenni, insomma, no, questa questione della sanità, ha prodotto risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo parlare delle politiche dei trasporti, ma l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già detto, però questi sono i costi sociali, insomma, che paghiamo poi appunto nelle forme dell'inquinamento che siamo costretti a subire. Io volevo anche citare un altro aspetto che è stato toccato solo in parte, perché abbiamo purtroppo assistito, insomma, no, anche a un meccanismo per cui sono anche un po' arrabbiato. C'è stata una forma quasi di osanna per il nostro Zaia in contrapposizione, insomma, no, al Fontana della Lombardia. Quindi abbiamo assistito quasi a una santificazione, insomma, no, di un governatore per fare le scarpe, per fare le appelle o fare le pulce a un altro governatore. Però quello che tutti dimenticano, ad esempio, allora se vogliamo fare i confronti, sono anche questi. Nella politica dei parchi delle nostre regioni andiamo a confrontare un Veneto che ha 5 parchi regionali e un parco nazionale e una Lombardia che ne ha 25 di parchi. E in questi 20 anni di governo, 25 anni di governo, Lega, Forza Italia, eccetera, non è stato costruito un solo parco. Anzi, quello che abbiamo assistito in questi anni è stato un tentativo costante di smantellamento di queste strutture. Allora noi dobbiamo... Bravissimo. Niente, allora volevo concludere dicendo cosa? La mia disponibilità a candidatura è quella per cercare di rappresentare un percorso che è un percorso della quotidianità. Cioè noi stiamo già lavorando, la nostra campagna elettorale è il percorso anche di decostruzione che facciamo ogni giorno con l'impegno all'interno dei territori. Un impegno anche a rappresentare tutte le basse del Veneto, le basse che sono quelle formate dalle centinaia di discariche sulle quali cerchiamo di opporsi, proponendo un percorso virtuoso come quello dei rifiuti zero e quello di vedere appunto una capacità di risanamento dell'aria, dell'acqua e di un modello produttivo che sia diverso da quello proposto ed imposto fino adesso. Le due emergenze
con le quali dobbiamo fare i conti sono quella sanitaria e quella climatica. Non sono elementi disgiunti, sono elementi che hanno un'unica soluzione. Quello che dobbiamo capire tutti è che oggi dobbiamo abbattere questo gigante che ha i piedi d'argilla, perché noi stiamo giocando il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie a Francesco.